Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina. È nuovamente polemica a Tradate, dove da qualche anno è possibile abbattere cinghiali che stanno popolando in gran numero l'area verde del Parco Pineta. Quest'anno le prime battute sono previste a marzo e questo ha scatenato la protesta degli animalisti. Nonostante tutte le restrizioni dovute al Covid, scrive il movimento 100% animalisti, la caccia non si ferma. Le pesanti norme che devono rispettare tutti i cittadini non valgono per i cacciatori. A Tradate sono previste battute di caccia per ammazzare cinghiali nel mese di marzo 2021, nel Parco Pineta di Appiano Gentile, molto frequentato soprattutto da bambini e da normali cittadini. E infatti nel darne notizia gli amministratori locali raccomandano alla comunità di stare attenti. Invitiamo gli abitanti della zona a opporsi a questa situazione e a denunciare tutti i casi di abuso o di pericolo, recita il comunicato, prima di chiudersi con una poco velata minaccia a chi ha autorizzato e a chi parteciperà alle battute di caccia. A proposito di animali, facciamo un salto al canile di Busto Arsizio. Le volontarie danno qualche consiglio a chi intende adottare un cane abbandonato, il servizio di Carlo Colombo. Buongiorno, siamo in via Canale al canile municipale di Busto con Anna Gagliardi e Federica Guerra, due volontarie di APAR che ci espongono quelli che sono dei consigli utili in questo periodo per chi vuole adottare un cane e che si rivolga appunto a voi. Quali sono i consigli che volete dare? Allora, noi i consigli che vogliamo dare è che appunto quando uno viene a scegliere un cane si presti anche ai consigli comunque che gli vengono dati, perché i cani ovviamente noi cerchiamo comunque una famiglia, ma la famiglia vuol dire che sono tante le particolarità, l'ambiente dove va a vivere, che lo circonda, la famiglia in se stessa, ogni cane ha Ecco le sue perché necessità. mi dicevate che a volte vengono con già delle idee preconcette. Sì, soprattutto, ed è spesso che capita, ma quello da sempre, tutti che cercano cani di piccola taglia, cuccioli, e sono ovviamente quelli che quando arrivano, che se non hanno grandi difficoltà, sono i primi che vanno via. Tanti appunto, soprattutto quelli che abitano in appartamento, cercano sempre il cane di taglia piccola, quando comunque un qualsiasi cane può stare in Certo. appartamento, perché poi il cane va comunque portato fuori, cioè vanno a far fare varie attività e tutto, come piccolo, grande, non cambia nulla. Certo, e quindi il Quindi consiglio è quello che anche noi di consigliamo è lasciarli. tante volte magari di andare anche oltre, adesso parliamo proprio del fatto della misura del cane, e poi di farsi sì consigliare dalle persone comunque che sono cioè magari non fissarsi sempre con un Certo. determinato cane, perché Ecco, quando si attualmente dice quanti sono i cani ospitati da questo voi? lo sa Anna, 53. sì, Perfetto, 53 cani in attesa di padrone. Speriamo che arrivi presto il loro momento. Erano tranquillamente seduti in 8 al tavolino, come in epoca pre-Covid, intenti a consumare alcolici in un bar. In effetti era l'ora dell'aperitivo martedì 19 gennaio nel tardo pomeriggio a Quasso al Monte, quando in centro sono arrivati i carabinieri della stazione di Porto Ceresio per i controlli legati al divieto di assembramento e di bere nei locali e soprattutto al coprifuoco nel ritiro delle bevande da asporto. Gli 8 avventori, tutti della zona, sono stati identificati dai militari, mentre per il locale è scattata la sanzione di 400 euro per avere violato il DPCM e la sospensione per 5 giorni dell'attività. Curioso incidente stamattina in territorio elvetico per un camionista comasco di 53 anni che poco prima delle 9 ha travolto un'auto della polizia cantonale su cui si trovava un agente svizzero. L'incidente è avvenuto sulla carreggiata sud dell'autostrada A2, all'altezza di Sigirino, e la vettura della polizia cantonale si trovava sulla corsia lenta, con lampeggianti accesi e a protezione di un altro intervento dei colleghi circa 300 metri più avanti. Nonostante la segnaletica con tanto di semaforo rosso, il camionista, probabilmente distratto, non solo non ha rallentato, ma ha centrato l'auto della polizia, rimediando così una denuncia per inosservanza della segnaletica e per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, e gli verrà anche impedito la guida sul territorio elvetico. E chiudiamo con lo sport. Nel basket l'OJM Varese, che ha visto ridursi con gli ultimi controlli a 7 il numero dei positivi al Covid,
attende di sapere se domenica dovrà giocare contro la Fortitudo a Bologna o se anche questa gara salterà. Tutto dipenderà dalla visita a cui si sottoporranno oggi 3 giocatori che si sono negativizzati ieri. In caso di superamento del test, l'OJM avrà i 6 giocatori più i 2 elementi delle giovanili che sono richiesti per poter entrare sul parquet. E con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!